E no, il problema è che oggi è giovedì, giusto? Non si capisce. Abbiamo davanti il weekend, quindi le previsioni come sono? Le previsioni sono tali che mia cognata non viene giù questo weekend. Guarda che è un casino, perché non è una battuta, è la verità. Guardi i telegiornali e vedi quello che è successo in Francia, un disastro, 19 morti nella regione del Var, guarda, è una roba impressionante, apocalittica. Però in realtà se le guardi bene puoi guardare anche il bicchiere mezzo pieno, nel senso che... Cioè tu dici bel tempo fino alle 5, poi temporale... alle 5 dà uno scroscio di 0,2 millimetri, non puoi dire che è una brutta giornata. Questo è vero, è vero, però per chi vive di turismo in qualche modo questo è un problema, no? Perché le previsioni sono affidabili, ma insomma man mano che diventano un po' più lontani sempre un pochino di meno. Se tu le guardi il mercoledì non puoi sapere con certezza quello che accadrà sabato alle 3 di pomeriggio, chiaro, ed è quello che diceva ieri mattina Luca Zaia, il presidente della regione Veneto, l'amico Luca Zaia, in visita a Gardaland. Buongiorno presidente. Buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno. Ciao, ti posso chiamare Luca? Certo, lo puoi fare, devi. In virtù delle nostre vecchie frequentazioni. Perché lui, presidente, l'ha conosciuta precedentemente. Certo. Sì, spiega bene le frequentazioni, altrimenti fa parte un'altra notizia. È vero, la parola frequentazioni è ambigua. Sì, di questi tempi è un po' pericolosa. Negli anni 90, quando io facevo le serate in discoteca, Luca faceva il PR per un locale. E io mi pagavo l'università in quegli anni, e ti ringrazio anche perché mi facevi fare un sacco di clienti, per cui ho guadagnato anche bene, mi sono pagato tutta l'università. Bravo. Senti, quando ti vedo quelle basette lì, penso che alla fine comunque un collegamento con quel mondo tu ce l'hai sempre dentro un pochino, no? Beh, guarda, io non ho più frequentato i locali, però vi seguo, cioè io ho sempre Radio DJ, cioè qua su questo non si discute. Grandissimo. E vi cito sempre anche perché veramente siete stati dei pionieri, perché bisognerebbe ricordare cos'era quella radio all'inizio. Certo. Grazie. Senti, ieri eri appunto a Gardaland e oggi i giornali riportano questa tua dichiarazione un po' provocatoria, però fino a un certo punto, no? Cioè il Veneto è la prima regione italiana per il turismo e quindi ha bisogno che ci siano previsioni il più possibile credibili per evitare che la gente eviti di andare nelle località spaventata da quello che poi magari non succede. Ma guarda, io rimpiango il buon Edmondo Bernacca, perché comunque aveva una prudenza, noi tutti ce lo ricordiamo da bambino con quella con quella sua bacchetta che segnava la carta sempre. Oggi la tecnologia fa credere ai cittadini che si possano, io ho l'iPad, si può dire, mi sono comprato l'hai detto? Ci dà le previsioni a 20 giorni, cioè è abominevole, hai capito? Allora qual è il problema? Il problema è che una previsione pressapochista e sbagliata crea danni inimmaginabili. La mia regione come prima industria del turismo con 12 miliardi di euro di fatturato ha dei weekend letteralmente senza turisti, con il sole, che con la canicola in spiaggia i turisti non ci sono perché qualcuno ha detto che c'era una nuvola e ci sarebbero stati temporali. Sì, va detto anche che fa più notizia dire ci saranno temporali piuttosto che ci sarà bel tempo, perché l'allarme meteo, l'allerta meteo ti infonde un po' quella... La cattiva notizia è più accattivante che la buona, no? Però detto questo, Luca, come se ne esce? Ma guarda, se ne esce con più puntualità, cercando di utilizzare bene quell'indice quando si indica ad esempio l'Adriatico, perché insomma a Trieste e a Chioggia se ne possono vedere di tutti i colori in un fine settimana, quindi dire che ci sarà un temporale nell'Adriatico è una banalità, hai capito? Anche perché potrebbe essere a 6-7 miglia dalle nostre coste, per cui noi possiamo avere 40 gradi in spiaggia, una canicola e magari a 6-7 miglia avere un temporale. Quindi più prudenza, più puntualità. E poi non dimentichiamoci che il Veneto ha anche le Dolomiti, ha la montagna, il lago di Garda, insomma trattateci bene. Certo, insomma la bacchetta di Bernacca e non il dito ciccione dei meteorologi di adesso. Sì, anche se però è un gioco dal quale è difficile sottrarsi, no? Tutti quanti noi abbiamo queste applicazioni, questa overdose appunto di elettronica, ed è un giochino che purtroppo piace anche a noi come cittadini. Certo. Adesso non sei più ministro dell'agricoltura però, Luca, giusto? Non sono più ministro dell'agricoltura, seguo una regione fantastica che è il Veneto, che tu conosci bene, che voi conoscete bene. Sì, tanto, insomma, e che vi attende sempre a braccia aperte, veniteci a trovare. Grazie. Dove ti abbiamo beccato? Per farci un po' di fatti tuoi. Dove sei in questo momento? Guarda, in questo momento sono in tangenziale a Roma e c'è il sole, e fidatevi perché la mia previsione è come quella di Bernacca. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Ragazzi, grazie, ciao Presidente, ciao.